Buongiorno da Sicilia 24, i principali titoli. Smaltimento illecito di rifiuti, 18 indagati a Catania, imprenditori e il rappresentante legale di una società di Priolo si sarebbero avvalsi di alcuni dipendenti infedeli per far sparire grossi carichi di rifiuti industriali. Strage di Casteldaccia, salgono a 3 gli avvisi di garanzia per la morte degli operai, oltre al titolare della ditta Quadrifoglio, indagati l'amministratore unico di Tech e il direttore dei lavori di AMAP. L'accusa è omicidio colposo plurimo e lesioni gravissime. Resta un giallo il caso dell'uomo trovato privo di vita nella sua abitazione a Scicli, tracce di sangue in casa ma nessun segno di colluttazione. A Sicilia 24 la storia di Maria, una mamma di 40 anni con un tumore al cervello, scattata una gara di solidarietà per consentirle un delicato intervento in Germania. A Catania pista ciclabile ad ostacoli in fase di realizzazione a Cibari, polemiche e pericoli per un'opera che non convince tutti. Culle vuote in Sicilia, nell'isola nascono sempre meno bambini, ma Ragusa è in controtendenza. Il mare, le spiagge più belle, la Sicilia raggiunge 14 bandiere blu con 3 nuovi ingressi, Scicli, Taormina e Letojanni. Nell'isola salgono a 14 litoriali premiati. Calcio, scatta stasera contro l'Atalanta Under 23 l'avventura playoff del Catania. Zeoli conferma interpreti e sistema di gioco, gara vietata ai soli residenti in Sicilia. Bentrovati, smaltivano illecitamente i rifiuti, ci sono 18 indagati a Catania, imprenditori e il rappresentante legale di una società di Priolo si sarebbero avvalsi di alcuni dipendenti infedeli per far sparire grossi carichi di rifiuti industriali, li mischiavano con quelli urbani da portare in discarica e tutto questo per risparmiare. Tonino De Mano. Dipendenti infedeli che avrebbero movimentato rifiuti dalla dubbia provenienza per conferirli in discarica avvalendosi di automezzi dell'impresa senza autorizzazione. Questo sistema fraudolento è stato scoperto dalla Guardia di Finanza, che ha smascherato un gruppetto di lavoratori della società che gestiva il servizio di igiene ambientale nell'800 di Catania. Le Fiamme Gialle hanno eseguito una misura cautelare tra obbligo di dimora e divieto di esercitare l'attività disposte dal GIP nei confronti di 7 indagati a vario titolo e in concorso con altri 11 dei reati di traffico organizzato di rifiuti, truffa, falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio. L'inchiesta è stata avviata da una denuncia presentata nel 2022. Dalle indagini dell'operazione Calliope sarebbero emersi il coinvolgimento del proprietario di un'area utilizzata per l'abusivo stoccaggio e la movimentazione di ingenti quantitativi di spazzatura, coinvolti imprenditori ed il rappresentante legale di una società di Priolo Gargallo. Grazie al mancato conferimento di rifiuti tramite i canali autorizzati, gli imprenditori coinvolti avrebbero ottenuto dei notevoli risparmi sui costi di smaltimento, mentre gli altri indagati avrebbero ricevuto un compenso per fare il cosiddetto lavoro sporco. Uno dei principali coordinatori dell'attività abusiva sarebbe stato un dipendente della Daspi. Salgono a 3 gli indagati per la strage sul lavoro di Casteldaccia in provincia di Palermo, costata la vita a 5 operai, mentre un sesto è ancora in rianimazione. Come preannunciato alla Procura di Termini Imerese, che conduce l'inchiesta, sono arrivate le relazioni tecniche e medico-legali e sono partiti altri 2 avvisi di garanzia. Manlio Viola. Sono arrivate tutte le relazioni tecniche e autoptiche sul tavolo dei magistrati di Termini Imerese che indagano sulla strage sul lavoro di Casteldaccia e, come previsto e più volte annunciato, ecco gli avvisi di garanzia. Ci sono altri 2 indagati per la strage costata la vita a 5 operai, 4 della ditta Quadrifoglio Group e un interinale di AMAP. L'avviso di garanzia per omicidio colposo plurimo e lesioni gravissime è stato notificato al direttore dei lavori del cantiere, un tecnico di AMAP, la municipalizzata che aveva appaltato la manutenzione delle fognature. Si tratta di Gaetano Rotolo, direttore dei lavori responsabile della sicurezza. Il secondo nuovo indagato è Giovanni Anselmo, amministratore unico di Tech, l'impresa titolare dell'appalto dato all'esterno dall'acquedotto. Tech a sua volta aveva subappaltato alla Quadrifoglio la parte di lavori riguardante proprio la disostruzione dell'impianto di Casteldaccia. Nei giorni scorsi, alla vigilia delle autopsie eseguite sui 5 corpi, era stato iscritto nel registro degli indagati Nicolò Di Salvo, titolare della Quadrifoglio. Al centro dell'indagine, oltre alla catena degli appalti, c'è anche il rispetto delle misure di sicurezza.
Intanto arrivano i dati ufficiali degli infortuni e fanno veramente paura. I numeri analizzati dal comitato dell'INPS venerdì scorso sono impressionanti e parlano di oltre 800 morti soltanto in Sicilia nel decennio 2013-2023. Proprio per la sicurezza, intanto il 16 maggio prossimo sciopereranno i lavoratori di 5 aziende di trasporto pubblico su gomma nell'isola, si asterranno dal lavoro per 24 ore e metteranno in scena un sit-in davanti l'assessorato regionale alle infrastrutture. L'operaio morto mentre lavorava nella pala eolica del parco Ergas a Lemi non indossava né il casco di protezione e nemmeno l'imbracatura necessaria per lavori in quota, e quanto hanno potuto accertare i vigili del fuoco intervenuti per il recupero del corpo di Giuseppe Carpinelli. L'uomo stava lavorando a circa 80 metri d'altezza assieme a un collega e, per cause che ancora non è possibile stabilire, precipitato sino a un'altezza di 50 metri da terra, sempre all'interno del pilone. La procura di Marsala ha aperto un'indagine. E si infittisce il giallo della morte di Giuseppe Ottaviani a Scicli, trovato in una pozza di sangue nella sua casa. L'uomo era amato in paese. In attesa dell'autopsia, gli investigatori propendono per l'omicidio. Roberta Lunghi. Scicli si interroga su quello che assume sempre più i contorni del giallo, tanto è incomprensibile per la comunità che Giuseppe Ottaviano, 39 anni, uomo gentile, di buona famiglia, con una laurea in tasca, senza però un lavoro stabile, sia stato ritrovato cadavere in una pozza di sangue nella sua camera da letto al primo piano della casa di proprietà di famiglia. Giuseppe era un ragazzo molto propositivo e attivo nella comunità sciclitana, in particolar modo tra i giovani, con un excursus scolastico di grande valenza. Era amato dunque Peppe, ma negli ultimi tempi alcuni conoscenti hanno riferito agli investigatori di alcune difficoltà relazionali, ma non risulta agli inquirenti che l'uomo fosse seguito per alcuna terapia. L'amministrazione comunale ha espresso fiducia nel lavoro dei carabinieri, ma contestualmente riflette dopo questo caso sul tema della sicurezza. Riflettere per far sì che la sicurezza del nostro territorio sia monitorata al 100%. In particolar modo per il futuro dei nostri giovani. Su Ottaviano erano evidenti a prima vista colpi alla testa, ma sarà l'autopsia non ancora stabilita a poter chiarire la tipologia delle ferite per dare corpo o meno all'ipotesi più accreditata che al momento per gli investigatori del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, coordinati dalla Procura Iblea, è quella di omicidio, nonostante i carabinieri siano cauti, non escludendo altre ipotesi, anche alla luce del fatto che al sangue ritrovato in altre stanze della casa non corrisponde alla sensazione di una ipotetica colluttazione. Altri dettagli su questo lato delle indagini arriveranno dalle analisi compiute ieri nella casa di Via Manenti dai Risse di Messina. L'uomo viveva con la madre, che però negli ultimi giorni era fuori per una visita alla figlia che abita al nord Italia. Sconcertante per lei il rientro in Sicilia. A Catania la storia di una mamma di 40 anni che ha un tumore al cervello. Solo una delicata e costosissima operazione in Germania potrebbe salvarle la vita, ma non ha abbastanza soldi. Così è stata avviata una gara di solidarietà in città. Desiree Ferlito. Forte, fortissimo. Io non potevo stare neanche lì in piedi, non potevo tenere gli occhi aperti, stavo malissimo, non mi potevo alzare dal letto, bruttissimo, sempre questo là. È così che comincia il percorso a ostacoli di Maria, fatto di trasferte e disperazione alla ricerca della soluzione più giusta. Maria, attanagliata da terribili mal di testa, decide di andare al pronto soccorso San Marco di Catania. Dopo 11 ore le viene diagnosticata un'otite. Sì, otita, devo andare a Policlinico. Il mal di testa non passava mai. Maria decide di fare una TAC in un altro ospedale catanese. La diagnosi è terribile. Hanno fatto la risonanza e hanno visto che invece del neurisma era questo tumore. Dopo poche ore dalla diagnosi Maria sviene ed entra in coma. Io se non era per mio marito, io morivo, perché io non ricordo niente. Orazio la porta di corsa in ospedale e la donna viene operata d'urgenza. Ma la malattia di Maria torna dopo pochi mesi, più aggressiva di prima. Dopo un secondo intervento i medici hanno molte riserve nel rioperarla ancora. Iniziano i viaggi della speranza e le ricerche disperate sul web, digitando quelle parole tanto complicate alla ricerca di risposte. Glioblastoma multiforme. In Germania Maria può operarsi. Un macchinario all'avanguardia con l'utilizzo di un sistema 3D può salvarle la vita. E il paradosso è che il luminare della neurochirurgia che può operare la donna è un catanese migrato in Germania. E mi ha dato molte speranze che gli altri dottori a me fino ad oggi non mi hanno mai dato.
Ma l'ospedale non è convenzionato e la cifra richiesta per questo intervento è da capogiro. 63.000 euro. Non ce l'abbiamo oggi in un cassetto 60.000 euro. Per aiutare Maria e Orazio è partita una gara di solidarietà tra parenti, amici e sconosciuti. Che cosa si augura, signora? Il meglio. Per lei stessa? Il meglio. Più che altro per i miei figli e mio marito. A Catania, pista ciclabile ad ostacoli in fase di realizzazione a Cibali. Non mancano però le polemiche e i pericoli. Tonino Denemano. È ancora in fase di realizzazione, ma la pista ciclabile che dovrebbe collegare la stazione metro di Cibali al polo universitario della cittadella è già al centro di infuocate polemiche. È la viabilità a risentirne e che sembra scontentare tutti, in particolare i residenti delle vie Bergamo e Varese. I primi si vedono sottrarre decine di posti auto, gli altri si vedono trasformare una strada a doppio senso in strada a senso unico. Quando si fanno questi lavori deve essere a disposizione del cittadino, dobbiamo tutti quanti insieme venire qua sul posto, i politici vengono qua con tutte le persone che abitano qua sono 1000 famiglie che quando escono da casa non sanno come fare per scendere alla circonvallazione e se per disgrazia dimenticano qualcosa devono fare un giro incredibile, devono scendere fino a Cibali e poter risalire una volta via senza via. In qualità di presidente del quarto municipio non sono stato chiamato in causa e ora mi nascono dei dubbi. Ora capisco perché più volte abbiamo chiesto la potatura degli alberi di Parco Gandhi e forse non li hanno potati finora, forse per creare un po' di ombra ai ciclabili che devono passare da questa zona. Ed eccola, la nascitura pista ciclabile che sembra un percorso ad ostacoli con un tratto in salita riservato agli scalatori. Gran Premio della Montagna fissato all'imbocco della circonvallazione. Niente paura, da queste parti il Giro d'Italia non passerà mai. Per fortuna, aggiungiamo noi, sul tracciato della pista ciclabile non passa inosservato questo balcone. Vorrei capire come faranno i ciclisti a poter svincolarsi da questo balcone che è alto circa 1,45 m. Bisognerà prestare molta attenzione anche in discesa, visto che in piena curva c'è un grosso palo in cemento che probabilmente dovrà essere rimosso e a giudicare dalle condizioni sarebbe opportuno farlo anche in fretta. E i pedoni in transito dalla via Santa Sofia alla circonvallazione dove passeranno? Se bravi equilibristi potranno cimentarsi sui cordoli, tutti gli altri, sin da ora, potranno studiare percorsi alternativi. La Sicilia si sta spopolando, nell'isola nascono sempre meno bambini, unica provincia in controtendenza è Ragusa, perché, dicono le donne, è ancora una realtà a misura umana. Veronica Barbarino. Culle vuote in Sicilia, nell'isola nascono sempre meno bambini, ma Ragusa è in controtendenza. Secondo alcuni dati Istat, la Sicilia invecchia e registra un calo della popolazione. Si contano 19.000 abitanti in meno, un fenomeno dovuto all'immigrazione interna, molti giovani si trasferiscono a nord per trovare lavoro, e anche al calo delle nascite. A Ragusa invece nascono più bambini grazie alla popolazione straniera, superiore alla media nazionale, che aiuta ad attenuare il crollo della natalità. Le straniere infatti sono quelle che fanno più figli, in media un figlio in più delle italiane. A favorire le nascite anche una provincia a dimensione d'uomo. Ragusa è una città comunque a misura d'uomo, in cui i bimbi possono frequentare tranquillamente parchi, non ci sono pericoli eccessivi, è tutto piccolo a misura di bimbi. Vivo a Ragusa, quindi la bimba è nata a Ragusa il 2 dicembre, ha soli 5 mesi e mezzo, 5 mesi di amore puro e incondizionato. Diciamo che solo quando ce l'hai in mano capisci effettivamente cosa significa essere madre e cosa la figlia è per la mamma. Bandiera nera invece nell'isola Bonpensiere, piccolo paese nel vallone nisseno dove quest'anno non è nato nemmeno un bambino e dove continua il fenomeno della migrazione in Francia, Belgio e nel nord Italia. Oggi la città conta meno di 500 abitanti. Sempre più coppie intanto scelgono le Egadi per celebrare il matrimonio. Tra spiagge, tramonti pittoreschi e un tripudio di colori è il luogo perfetto per dire sì. Desiree Ferdito. Spiagge, tramonti pittoreschi e un tripudio di colori. Il luogo perfetto per dire di sì e iniziare una favola d'amore esiste e si trova in terra sicula a cavallo tra Basso Tirrenio e Canale di Sicilia. L'ultimo angolo di paradiso in terra, così sono definite le isole Egadi, dove sempre più coppie decidono di sposarsi.
sono tantissimi da tutte le parti del mondo, dall'Australia all'America, all'Inghilterra, qualunque parte, e diciamo che non soltanto l'isola principale ma anche tutte le isole intorno alla Sicilia sono un punto di grande interesse degli stranieri. Con oltre una trentina di matrimoni già programmati per l'estate 2024 e un numero in costante aumento, Favignana, Marettimo e Levanzo si confermano anche quest'anno una scelta molto ambita dalle coppie per celebrare le nozze e trascorrere la luna di miele. Marettimo, la più selvaggia e incontaminata delle Egadi, secondo lo scrittore inglese Samuel Butler, sarebbe addirittura l'amata Itaca di Ulisse. Favignana, con i suoi intonaci bianchi e le finestre azzurre, è la più gettonata, dove Alba e Iam, lei olandese, lui sudamericano, hanno deciso di dire sì. L'isola di Favignana è un'isola speciale perché ti porta fuori dal tempo. Gli stranieri ricercano soprattutto una autenticità. Loro, quando vengono in Sicilia a sposarsi, cercano la sicilianità. È un grande onore per le nostre isole, afferma il sindaco Francesco Forgioni, ringraziando tutte le coppie che le scelgono per il loro giorno speciale, contribuendo all'economia del territorio. Parliamo adesso di lavoro. Il rischio frenata nel percorso di aggiudicazione della gara per lo stabilimento ex Bluetech, ex Fiat di Termini Imerese adesso è ufficiale. È arrivata la conferma, infatti è stato depositato al TAR del Lazio il ricorso per l'annullamento del provvedimento di assegnazione dell'ex Bluetech di Termini Imerese alla Pelligra Italia Holding. A presentarlo la cordata Shara Holding e Smart City Group. In allarme i sindacati che chiedono un immediato confronto con il governo regionale e nazionale. Sono 560 i lavoratori diretti e i 200 dell'indotto che da novembre si potrebbero trovare senza un lavoro e senza reddito. Da angeli della pandemia a rischio licenziamento è la parabola dei lavoratori Almaviva che, dopo aver servito lo Stato e i cittadini italiani in periodo di Covid, adesso rischiano il posto di lavoro. Sentiamo Marco Gullà. Punto e a capo. Torna in auge l'avvertenza Almaviva a distanza di 5 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo al Ministero delle Imprese del Made in Italy finalizzato al ricollocamento delle lavoratrici e dei lavoratori dell'ex colosso dei call center Almaviva. Non si è ancora prodotto alcun risultato concreto. Tanti incontri di verifica, tante analisi di mercato e ipotesi di soluzioni, ma ancora nessun percorso di riqualificazione attivato e nessun nuovo posto di lavoro costruito. A rischio ci sono oltre 400 posti di lavoro. Venivano chiamati gli angeli della pandemia proprio perché in periodo Covid lavoravano per il numero 1500. A fine emergenza contratti non rinnovati e posti di lavoro in bilico. Tanti incontri, come dicevo, sono stati fatti, ma di fatto praticamente ancora non abbiamo scaricato niente a terra. La Regione ancora non ci ha dato nulla di concreto che ci possa portare a qualche posto di lavoro per questi lavoratori. Sono 400 famiglie che sono state abbandonate dallo Stato. L'unica colpa che hanno avuto di servire lo Stato in tempi di pandemia, perché la verità è questa: per lavorare per lo Stato hanno perso il diritto alla clausola sociale per altre aziende, per le aziende committenti per le quali lavoravano. Oggi siamo qui per i 400 lavoratori di Almaviva del servizio 1500 che purtroppo sono stati abbandonati dalle istituzioni, dalla politica nazionale. Avevamo fatto un accordo il 16 di dicembre al Ministero, al Made in Italy, ma l'accordo prevedeva un ammortizzatore sociale volto alla ricollocazione. Traditi dallo Stato, dicono i lavoratori Almaviva, che hanno rinunciato anche ad altre opportunità di lavoro pur di dare un aiuto in periodo Covid. Il servizio 1500 era infatti quel numero verde da contattare per informazioni sull'emergenza pandemica. L'avvertenza della ex Publiservizi di Catania: cresce l'esasperazione dei 300 dipendenti che si occupano della pulizia e della manutenzione di uffici, scuole e strade. Chiedono che siano regolarizzati i pagamenti e gli stipendi. Siamo al limite, la pazienza è finita, dicono. Giusy Lazzaro. Solo acconti in busta paga, lavoro retribuito €6,50 l'ora.
Non ci stanno i lavoratori dell'ex Publiservizi di Catania, oggi SCMC, che si occupano della pulizia e della manutenzione di strade, uffici e scuole. Da un anno aspettano il rilancio che non c'è stato. L'azienda, denunciano i dipendenti, paga senza regolarità, non ha adeguato il parco mezzi e non ha fornito le divise. Nel passaggio dalla Publiservizi, partecipata del Comune, alla nuova società Servizi Città Metropolitana, i 300 lavoratori, pur di mantenere il posto di lavoro, avevano accettato un contratto depotenziato che dicono sarebbe stato dovuto aggiornare. I lavoratori sono al limite, la pazienza è finita. Mi auguro che il portavoce del sindaco, città metropolitana, i loro dirigenti capiscono che i lavoratori non possono più vivere e intervengono su questa faccenda. Per coscienza abbiamo fermato momentaneamente la protesta, ma la riprenderemo al più presto. Questa è la decisione dopo l'incontro di ieri tra il Comune e i lavoratori, così la replica della città metropolitana. SCMC, che non è una società partecipata del Comune, deve stare nel mercato e fatturare per migliorare il proprio destino e quello dei lavoratori. Dobbiamo impegnarci affinché questa azienda speciale produca e fatturi. Adesso una brevissima pausa, ci vediamo tra poco. La Sicilia ha 3 nuove bandiere blu. Si trovano a Letojanni, Scicli e Taormina. Nell'isola salgono a 14 litorali top. Sono 236 i comuni italiani sul mare o sul lago che quest'anno hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento. Eva Spampinato. Per entrare nella lista delle bandiere blu è necessario che le acque siano risultate eccellenti negli ultimi 4 anni, sulla base delle analisi svolte dalle ARPA delle diverse regioni nell'ambito del Programma Nazionale di Monitoraggio. E quest'anno la Sicilia ne conquista 3 nuove di bandiere blu, che saranno idealmente posizionate nelle spiagge di Scicli, in provincia di Ragusa, di Taormina e poco distante di Letojanni, entrambi comuni messinesi. Ad assegnare le bandiere blu è la Foundation of Environment Education. Tra i 32 criteri da rispettare per ottenerle ci sono l'esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione, la percentuale di allacci fognari, la gestione dei rifiuti, l'accessibilità, la sicurezza dei bagnanti, la cura dell'arredo urbano delle spiagge, la mobilità sostenibile, l'educazione ambientale, la valorizzazione delle aree naturalistiche. Salgono così a 236 le località costiere italiane che potranno fregiarsi del riconoscimento, 10 in più dell'anno scorso. Con i 3 nuovi ingressi la Sicilia raggiunge 14 bandiere blu. C'è la musica che unisce e aiuta. Gli alunni e i genitori dell'Istituto Ventorino con l'associazione Musica Insieme a Librino hanno dato vita a un concerto di beneficenza per una scuola dell'infanzia del quartiere di San Giovanni Galermo. Sentiamo. La musica che unisce è la musica che aiuta a sostenere le realtà in difficoltà del territorio catanese. Si sono ritrovati qui nella chiesa San Pietro e Paolo di Catania i ragazzi del coro e dell'orchestra di Musica Insieme al Librino con i genitori degli alunni dell'Istituto Francesco Ventorino di Catania per sostenere insieme il progetto della scuola dell'infanzia Mammola che si trova nel quartiere di San Giovanni Galermo. L'ex scuola comunale dell'infanzia Mammola da 2 anni è sostenuta dalla Fondazione Ventorino, che dopo aver partecipato ad un bando del comune ha preso in carico la struttura che altrimenti avrebbe dovuto chiudere, lasciando orfano il territorio di uno dei pochi presidi educativi presenti. E così le mamme e i ragazzi di Librino, che grazie al grande progetto musicale hanno potuto imparare a suonare uno strumento o a scoprire doti canore altrimenti sconosciute, hanno ritornato alla collettività il bene ricevuto. Librino aiuta San Giovanni Galermo. Catania fa da collante, la musica da amplificatore sonoro. Meno acqua, meno miele. Anche il settore dell'apicoltura soffre per l'emergenza siccità. Zafferana Etnea, uno dei centri siciliani per la produzione, a rischio ci sono 332 aziende. Sarà questo l'argomento di Sicilia 24 Focus, in onda subito dopo il telegiornale, con ospiti in studio e Lorena Dolci. Adesso facciamo una brevissima pausa, ci vediamo tra poco per il calcio.
Ed eccoci al calcio. Da oggi prendono avvio i play-off del Catania contro l'Atalanta Under 23. I rossazzurri esordiscono nel primo turno della fase nazionale. Zeoli conferma interpreti e sistema di gioco. Marco Carli. Avventura al via, un nuovo campionato in cui si riparte da zero. Sensazioni e stati d'animo a poche ore dall'inizio dei play-off per il Catania. Un play-off a cui i rossazzurri non arrivano da favoriti, ma che affrontano dopo la vittoria della Coppa Italia, che vale praticamente un terzo posto di fatto. Certo, il campionato ha detto altro, ma nelle sfide a eliminazione diretta il Catania è un'altra cosa. Frasi vecchie che conosciamo a memoria, ma adesso, come si diceva, si riparte da zero e lo si fa oggi nel piccolo stadio di Caravaggio. Avversaria dei rossazzurri, una squadra giovane, anche se ricca di potenziali talenti, qualcuno già con presenze in A e in Europa League. L'Atalanta Under 23 è stata disegnata sulla carta da Modesto in modo simile alla prima squadra che quest'anno si è qualificata per 2 finali. Dunque 3 difensori, la spinta sugli esterni e un attaccante che riceve palla e che lavora con i compagni. Dal canto su il Catania sarà in versione ultime uscite, soprattutto quella con il Benevento per intenderci. Pronti ancora Quaini dietro, Cicerelli Mezzala e davanti la coppia Cianci-Di Carmine. Le 2 settimane di lavoro sono servite, così come il ritiro pre-gara di Fiuggi. Sono stati giorni importanti che ci hanno permesso anche di prepararci anche in funzione dell'avversario, ma soprattutto di stare insieme e capire l'importanza di questa partita. Anche Atalanta Under 23 Catania sarà seguita da Telecolor con diretta stadio. Si comincia un'ora prima del calcio d'inizio con un ricco prepartita. 4 ore live con collegamenti dallo stadio e commenti da studio. A fine gara le interviste col tecnico rossazzurro e i protagonisti in campo. Oggi non potranno assistere i residenti in Sicilia. I tifosi del Catania, residenti invece nelle altre regioni, potranno acquistare il biglietto per la gara. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.